Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E allora buongiorno, benvenuti, questa è Made in Polesine, signori miei, una nuovissima puntata di Made in Polesine. Anche questa settimana siamo qua, pronti e felicissimi di essere con voi, gratificati anche dagli ascolti, insomma, ecco, perché vi vogliamo bene e ci volete bene. Ma noi chi siamo? Allora, io sono Davide Stefanelli e Leandro Maggi, e questa è Radio Diva, ma è anche Radio Colbe, Rovigo, ed è anche Made in Polesine Web TV. Guarda un po' che roba. Vamo là. Allora, sai che siamo quasi arrivati a 300 puntate? Quasi 300. Quasi 300. Non l'avremmo mai immaginato. Tu non l'avresti mai immaginato. Sì, ti spiego fuori onda. Ogni volta che fuori onda però che comincio qualcosa, stiamo facendo anche la segna stampa, prima roba che mi dice lui: guarda di non smettere subito. Ecco, me lo dici ogni volta. È vero. Però alla fine quello che resiste sono io. Perché io no. Sì, ma tu sei boss, quindi dai. Allora, i titoli di oggi di Made in Polesine: comprare in centro quando non conviene comprare online. Poi commercio e pochi figli. Che titoli? È vero, che titolo anche oggi. Poi agricoltura e giovani. Un anno senza tasse. Questa sarebbe la speranza magari. Un po' di tutti, magari succedesse una cosa così, un evento veramente. E poi le ceneri, queste sconosciuti. Cioè lui si deve decidere di prendere gli occhiali. Gli hai gli occhiali? Devi aumentarli un pochino. Comincia ad allungare sempre di più. Comunque ma perché le ceneri queste sconosciute? Perché sono un po'. Perché ieri era il giorno delle ceneri. Vabbè, dai. Tu che non sei un religioso. No, lo so che mercoledì era il giorno delle ceneri, perché martedì era martedì grasso e quindi mercoledì ufficialmente siamo entrati nella Quaresima. È così? Guarda, purtroppo per radio non vedono le mie pause. Però ma in video ci vedono. In video ci vedono, vabbè. Allora, ci sentiamo tra poco per iniziare Made in Polesine. Allora siamo pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Primo titolo, come abbiamo già pronunciato anche all'inizio proprio della nostra trasmissione: comprare in centro quando non conviene comprare online. Esiste anche questa cosa, perché di solito è il contrario. Però allora, infatti, perché ne parliamo? Perché una ne fa e 100 ne pensa. Promozione Italia, che è un'associazione con la quale collaboriamo, ha deciso di fare un nuovo format che si chiama appunto questo: andare per le varie attività e far vedere quando, invece di andare a comprare online, che non sai dove si compra, non sai cosa ti danno, non sanno consigliarti eccetera, tante imprese che sono appunto del territorio riescono a fare la differenza, e noi ci farebbe piacere questo qua tirarlo fuori, estrapolarlo. Vabbè, c'è sempre anche una boccata d'ossigeno per la nostra, perché la prima cosa che si pensa, economia locale, questa esatto, la prima cosa che si pensa magari l'abbigliamento, calzature, invece no, perché c'è tutto un mondo parallelo, non so, ottici che ti possono consigliare la miglior cura per i tuoi occhi, oppure le lenti a contatto eccetera, l'idraulico che ti può insegnare come risparmiare magari perché fai un determinato lavoro, il imbianchino che ti consiglia il cappotto da 10, da 20, da 1, da 3 per risparmiare, il tecnico che ti dice come si può eventualmente ambire il 110% per la ristrutturazione della casa, eccetera. Mi sembra una buona idea. Promozione Italia ha scelto me come conduttore e questo mi fa piacere perché sono molto vanitoso. Guarda caso vabbè, e quindi sarà una cosa che verrà fuori dalla settimana prossima e spero che anche qua sarà coinvolta anche Radio Diva. Vedremo. Perché lui arriva con le novità, non mi dice niente, e poi le dici in diretta, insomma. Io non so niente di perché sono una carogna. Lo so, sei proprio un ragazzo però sono un po' carognino. E non sei cattivo. Vabbè, ma ci vorrebbe anche. Ci mancherebbe anche che fossi cattivo sto ragazzo. No, comunque veramente secondo me è una buona idea, ringrazio appunto Promozione Italia che mi ha coinvolto, e secondo me potrebbe essere anche una cosa che forse coinvolgeremo anche un paio di televisioni private della zona, ma dopo questo se lo scopriremo solo di sarebbe un'evoluzione questa, sarebbe un'evoluzione. E naturalmente coinvolgeremo, se vuole, Radio Diva, altrimenti smetto di fare Made in Polesine. Ci penserò. Vabbè, vai. Dai, allora
È concluso, esaurito il nostro primo argomento. Breve pausa. Di cui non sapevi nulla. Torniamo da pochissimo. Tra pochissimo. Nel frattempo mi informo un po' della situazione. Vabbè. Mi piace prenderlo in contropiede. Sì, perché mi fa queste cose in diretta senza prima avvertirmi. Io non so veramente niente di questa cosa. Ci sentiamo tra poco. E siamo rientrati come sempre. Questo è sempre Made in Polesine e adesso il secondo titolo che andiamo ad affrontare: commercio e pochi figli. Allora, perché il nesso qual è? Perché abbiamo messo questo titolo? Allora, naturalmente siamo in periodo di pandemia, le aziende sono in difficoltà, il commercio in particolare sta tribolando, però c'era un articolo proprio di martedì sulla Voce di Rovigo, associazione di categoria che è la Confcommercio, anzi la Confesercenti, scusa, afferma: commercio e calo demografico, mancano i clienti, cala il fatturato. La provincia offre scarse opportunità di lavoro, però dicono, tra le altre cose, la ZLS darà nuova linfa al territorio. Ricordiamo che la ZLS è quell'opportunità di avere degli sgravi fiscali, ma non solo, dei contributi eccetera, per la zona non del Basso Polesine ma del Medio e Alto Polesine, da Polesella fino più o meno a Bergantino. Però è indubbio, dice sempre questa ricerca della Confesercenti, che la riduzione del numero degli abitanti influisce anche sulle attività economiche e la spesa media, quindi sul consumo e il commercio. Il Polesine ha sempre meno abitanti, la provincia di Rovigo arretra fino a 231.000 residenti. E questo qua è il dato rilevato dall'Istat. Allora, siccome che sembra una cosa irrilevante questo, ma purtroppo i nostri paesi si stanno sempre di più spopolando. Ricordiamo che in molte parti della provincia di Rovigo, specialmente nell'Alto Polesine, ci sono paesini che hanno 600-700 abitanti, quindi ci sarebbe bisogno di ottimizzare i costi, eccetera, ma soprattutto ci sarebbe bisogno di rinfoltire le persone, che ci fosse meno calo demografico. Quindi fate figli, se questo può essere un consiglio che possiamo dare, però potrebbe essere anche che invece di far figli, visto che con tutto quello che comporta, dare a chi vuole venire a abitare in Polesine delle opportunità interessanti. Per esempio Santa Maria Maddalena, che è a 2 passi da Ferrara ed è dall'altra parte del Po, in provincia di Rovigo, ha avuto un boom edilizio perché molta gente di Ferrara abitava lì perché costava molto molto meno. E quindi sono passati dall'altra parte. C'è una grossa opportunità, una grossissima opportunità con l'insediamento Amazon, che oltre ad avere qualche migliaio di persone che lavoreranno lì a regime, ma creerà un indotto in particolare, quindi magari trovare il sistema per incentivare e invogliare le persone a venire ad abitare in Polesine potrebbe superare il fatto che si fanno pochi figli, o se no li obblighiamo, facciamo un lockdown solo a Rovigo, spegniamo le televisioni e ci diamo che ci diamo. Come succedeva una volta, c'erano molte televisioni, insomma, e si andava un po' a dormire molto presto e dopo. Quindi la colpa è della televisione. Vabbè. Non della radio, No, della radio no. Perché la radio c'era anche negli anni 50-60. Poi la radio può essere anche una buona colonna sonora. La televisione deve guardare. E se guardi ti distrai. Sei distratto. E quando ci si distrae, e lo dice uno che purtroppo ha raggiunto una certa età, non hai delle prestazioni ad altissimo livello. Mi sembra che stiamo andando un po' oltre. Detto questo, la chiudiamo qua, vabbè. Ci sentiamo tra poco. Siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, naturalmente su Radio Diva, Radio Colbe Rovigo e Made in Polesine Web TV. Io, Davide Stefanelli, lui, Leandro Maggi, e adesso altro titolo: agricoltura e giovani. Questo è un dilemma, nel senso è un binomio che già da qualche anno insomma sta andando abbastanza bene. Insomma, sembra che i giovani stiano ritornando a quello che è il mondo dell'agricoltura. Tra l'altro con delle capacità e anche delle competenze veramente buone. Ne parliamo perché ancora un premio speciale per la giovanissima agricoltrice polesana Sofia Michieli, 24 anni, che coltiva fragole a Crespino. Ne avevamo già parlato l'anno scorso, più o meno in questo periodo, perché aveva ricevuto un encomio particolare, perché aveva fatto un'agricoltura di eccellenza, ma la citiamo oggi perché ha ricevuto la menzione speciale dall'Osservatorio Giovani di Nomisma. Allora, questo tanto facciamo i complimenti a Sofia,
no Sofia, 24 anni, che ha una laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie all'Università di Padova con il massimo dei voti e che appunto ha ricevuto questa menzione speciale. E poi abbiamo notato e notiamo anche nei nostri paesi quanti giovani si stanno avvicinando all'agricoltura, ma poi veramente con competenze importanti, portando l'innovazione. Io ho seguito per un po' per lavoro delle aziende e delle multinazionali anche estere che facevano dei campi scuola qua da noi e vedevi i giovani come erano preparati, molti sono laureati, molti periti agrari, c'è tra l'altro una scuola di perito agrario in provincia di Rovigo, vicino a Rovigo, se non mi ricordo più come si chiama, comunque importante, buona, funziona bene e questo gliene fa specie. E che dire, forse il nostro futuro è lì, anche perché ricordiamo per esempio che non è un paradosso, ma chi lavora nella pesca, chi ha gli orti per le vongole eccetera, sono inseriti come agricoltori, hanno gli stessi privilegi e pregi degli agricoltori. Quindi da una parte quella scuola di agraria, da una parte la scuola dei pescatori di Porto Tolle, che onestamente non so se sta andando avanti, se hanno raggiunto il quorum per un minimo di classi eccetera, però sono segnali importanti per portare i giovani anche a fare dell'agricoltura la loro attività principale. Proprio il discorso di Draghi di ieri, quando si è insediato, ha parlato proprio veramente che bisogna dare ai giovani delle competenze tecniche importanti, addirittura privilegiando, dice Draghi, gli istituti tecnici, quando fino a ieri si privilegiava solo i corsi umanistici, i licei e altro, quindi questa è veramente un'innovazione importante. Vuol dire che forse Draghi ha un po' le idee chiare, ma questa è un'altra storia. Vabbè, questo è un altro argomento. Però ecco, comunque ai giovani dare delle opportunità, dare delle competenze, dare delle informazioni e soprattutto dare degli entusiasmi e dei soldini è cosa buona e giusta. Certo. Altrimenti vanno tutti via. Come è già, come successo, sta succedendo e che purtroppo trascorsi, l'emorragia è fatica a fermarla e si ferma solamente se diamo opportunità di lavoro ed economiche adeguate. Va bene, questo era un argomento molto importante. Sì, comunque brava Sofia, veramente. Brava Sofia Michieli. Allora dai, abbiamo così concluso anche questo ulteriore argomento. Tra pochissimo noi siamo ancora qui. Siamo come sempre rientrati su Radio Diva, Radio Colbe, Made in Polesine. Vi ricordo, tra l'altro, lo facciamo sempre perché è giusto che venga ricordato, la prima messa in onda di Made in Polesine il giovedì, poi durante il fine settimana sia su Radio Diva sia su Radio Colbe le varie repliche, quindi sappiate che il giovedì è la diretta, insomma, assoluta. Quindi se sabato parliamo di ieri che era mercoledì era perché abbiamo registrato sabato, esatto, cioè giovedì. Quindi disastro, confusione. No, abbiamo fatto, confusione secondo totale. me abbiamo creato ancora più confusione. Secondo me chi ci ascolta non sa se questa è una registrazione o se è la diretta. Comunque, il giovedì la diretta e il fine settimana tutte le repliche. Più chiaro di così mi sembra. Ecco, dai, vabbè. Allora, ulteriore titolo: un anno senza tasse. Allora, è l'appello delle partite IVA. Viene da ridere. È l'appello delle partite IVA, sì. Serve un anno senza tasse. E in particolar modo i ristoratori insistono, noi chiusi perché paragonati ai bar, ristoratori quelli che fanno da mangiare, ristoranti eccetera, ma le regole al ristorante sono più rigide. Chi parla e chi dice questo in un articolo di un giornale, di un quotidiano del Polesano, è Pino Longo, nostro amico, uno dei pizzaioli più quotati della nostra zona, che spiega che assieme ad altri suoi colleghi ha fondato un comitato che si chiama Capelli e Cappelli Bianchi e Partite IVA, proprio per sensibilizzare sulla difficilissima situazione che stanno vivendo tantissimi esercenti alla luce della situazione di emergenza sanitaria ma anche economica. Come non essere d'accordo, come non condividere questo? Certo. E effettivamente ne avevamo già parlato in altre puntate, non capiamo per esempio perché si può andare a mangiare a mezzogiorno, non si può andare a mangiare alla sera, quando di solito la sera c'è molto meno gente eccetera, non capiamo perché i bar potevano aprire e i ristoranti erano chiusi, e speriamo tra l'altro che non arrivi qua nel Coppino un altro lockdown, qualcuno lo sta già predisponendo e speriamo che non sia così. Comunque la nostra economia effettivamente sta subendo una botta di preoccupazione così grande e speriamo veramente di riuscire a superare questi 2 anni orribili, perché sembrava solo il 2020.
Ma il 2021 è suo si fratello. prospetta anche il È suo 2021. fratello. Cioè, Ok, vabbè. comunque solidarietà agli amici di Cappelli Bianchi Partite IVA e naturalmente salutando il nostro amico Pino Longo e figlia Giulia che sono i promotori di questo meccanismo. Bene, cosa buona e giusta. Come si Cosa suol buona e dire. giusta e bravi. Allora, tra pochissimo noi siamo ancora qui per l'ultimo argomento di oggi. Allora, siamo pronti per affrontare l'ultimo argomento di oggi della puntata di Made in Polesine. Parliamo delle ceneri, queste sconosciute. Allora, martedì È una era... cosa un po'... vabbè. No, perché poi non è che sappiamo molto cosa sono le ceneri, eccetera. È la frase che eri cenere ritornerai, eccetera, eccetera. Sì. Però, visto che martedì era il martedì grasso e si è celebrato in maniera quasi da quaresima. C'era qualcuno, anzi, sai che ho visto una vignetta che secondo me era bella. Sì. Era di Giannelli sul Corriere della Sera, che praticamente c'erano tutti i partecipanti al governo, Di Maio, quelli del PD, quelli di Salvini, Berlusconi, eccetera, vestiti da carnevale, sai? Sì. E c'era Draghi tutto messo bene che diceva: oggi è martedì, ma domani comincia la Quaresima, che era appunto ieri. Effettivamente abbiamo paura che sarà un periodo di lacrime e sangue. Comunque le ceneri, che sono appunto che l'abbiamo celebrate ieri, e da ieri è cominciata la Quaresima, il periodo di 40 giorni che precede la Pasqua, in cui si è invitati particolarmente alla conversione. Sì. È rimasto come giorno principale di digiuno e astinenza delle carni assieme al venerdì santo. Io ieri ho mangiato maiale, tu invece sei sei ligio, bravo. Mi sono attenuto alle regole cristiane, se vogliamo. bravo. Che Invece io ieri solamente a base di pesce, che non è male poi. Beh, insomma, sì, non è grande sacrificio. sì. Però insomma non bisogna mangiare troppo, bisogna astenersi un pochettino sotto tutti i sensi, e questo non è un problema, insomma, diciamolo. Sono tutti i sensi, l'hai detto bene. Sono tutti i sensi. Oggi abbiamo anche una variante erotica che pervade. Vabbè, dai. La cenere con cui ci si sparge il capo oggi ricorre spesso nel testo biblico e assume un duplice significato, indica la fragile condizione dell'uomo di fronte al Signore. La cenere infine è anche un segno concreto di chi si è pentito e con cuore rinnovato riprende il proprio cammino verso il Signore. E quindi qua lo dico e qua lo nego, mi dispiace di aver mangiato ieri una brociolona di maiale. Ecco, perché insomma sì. magari sarà stata la circostanza, visto che eri in tournée, mi sono dimenticato, però visto che in teoria siamo cristiani ferventi, religiosi, eccetera, non succeda più succeda più, non mi succeda. scuso. Mi Vabbè, raccomando. comunque teniamo in alto queste ricorrenze, questi riferimenti biblici e non solo, e cominciamo la Quaresima, appunto. Abbiamo finito. Un giorno scopriremo come si fa a calcolare la Pasqua. Come si fa a Io ho provato calcolare? ogni volta a capirlo, non ce la faccio mai. È un po' difficilino, insomma. Io non ce la faccio. Magari avremo qualche amico che forse riesce a spiegarci bene. Ecco, chiederemo magari o Don Alfonso di Portoviro o Don Damiano di Taglio di Po, che sono i due riferenti dei nostri due paesi di riferimento. Anche Don Bruno, però. E anche Don Bruno, bravo. Il nostro amico Spiegateci come si fa. Va Appunto bene. Don Bruno di Radio Colbe, bravo, appunto, sì. Vabbè. Allora dai, tra pochissimo per i saluti finali. E siamo veramente in conclusione di appuntamento anche quest'oggi, come sempre questa oretta scarsa che vola insieme, veramente vola. Noi ci troviamo sempre all'ultimo titolo dei saluti, sembra di aver appena iniziato, ma guarda un po' sta 18-19 minuti. Sì, proprio pochissimo. Vabbè. Allora, io come sempre prima dei saluti volevo ricordare che tutti i giorni c'è questa rassegna stampa del nostro caro amico Leandro Maggi, che sta andando veramente molto bene, e questo lo possiamo constatare proprio con i numeri, con le visualizzazioni che ci sono su YouTube, su Made in Polesine e anche su Radio Dive, insomma, visto che questa rassegna stampa viene trasmessa anche tutti i giorni dalle 10:50 e anche alle 14 11:50 sì, 11:50 e alle 14 su Radio Diva. Ecco, Allora, e tra le novità ricordiamo, abbiamo detto come primo titolo,
questo nuovo format: comprate in centro, quando conviene non comprare online. Ve lo sapremo dire e spiegare meglio ancora al prossimo giro. Bene, molto bene, molto bene. Volevo salutare anche i nostri cari amici che ci ascoltano sempre, Giuseppe e Farida, che hanno un panificio che sono proprio dietro la chiesa di Donada, tanto dove c'è il miglior pane d'Italia. Ecco, che ci ascoltano sempre, e un saluto veramente, perché sono veramente simpaticissimi. E anche il nostro amico Paolo Boscolo Sesillo, che ci ascolta sempre, tutte le settimane. E poi ci fa i commenti. Sai che ieri voi avete detto così. Ieri ho messo, l'altro ieri, una puntata di rassegna stampa del mese prima, perché mi sono sbagliato. Mi ha richiamato subito immediatamente. Questo vuol dire proprio che è un attento osservatore, un attento ascoltatore. Esatto. Grazie Paolo. Ciao Paolo, ciao Giuseppe e ciao Farida. Ci sentiamo la prossima settimana, come sempre, su Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio come sempre di un buon fine settimana. Il nostro countdown lo facciamo? Sì, naturalmente. Sì, lo facciamo. 3, 2, 1, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.